Allora, noi siamo stati tra i primissimi gruppi a partecipare a Let's Rock, anzi addirittura abbiamo fatto, forse nell'86, un Giugno Giovani, che era una sorta di manifestazione pre-Let's Rock. Siamo stati anche uno dei primi gruppi, come si diceva negli anni 80, gruppi di base, cioè quelli nati sul territorio, insomma i gruppi underground da cantina. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, siamo stati un po' i pionieri di questa scena casalese che poi negli anni 90 si è espansa al massimo e ha fruttato tantissimo perché ha prodotto un sacco di gruppi interessanti che sono stati un po' i nostri nipoti, diciamo, i nostri figli. Quest'anno abbiamo eccezionalmente riunito il gruppo dopo 30 anni dalla fondazione e dopo 25 dall'ultimo concerto, praticamente con una formazione un po' rimaneggiata. Naturalmente non siamo tutti quelli che c'erano una volta. L'occasione è quella di Let's Rock, insomma tutti qui a Casale lo sanno, per ricordare Tiziana Turolla che in sostanza ha inventato la manifestazione, l'ha creata, l'ha plasmata, l'ha fatta diventare grande, perché tieni conto che alla fine degli anni '80 qui dal Tartaro sono passati dei gruppi che poi sono diventati anche molto famosi. Mi ricordo per esempio i Los Chidesi che poi sono diventati Mau Mau, tutta quella new wave italiana degli anni, a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90. Passarono anche fuori concorso, però gli After Hours in quegli anni, quando ancora cantavano in inglese, insomma è stato a un certo punto Casale una sorta di piccola capitale del rock indipendente. Era una piazza evidentemente interessante, allora si suonava molta più musica, c'era molto più interesse per la musica, si comprava più musica, insomma è stato un momento di grandissimo fermento. E questa sera, dopo aver deciso di suonare 8 mesi fa più o meno, abbiamo fatto solo 2 prove, fantastiche, cialtroni esattamente come eravamo 25 anni fa, nonché 30 anni fa ai nostri inizi, quindi che Dio ce la mandi buona. Un ricordo molto particolare, molto intenso, anche se avevo poco meno di 8 anni, perché si parla del febbraio del 1975, è quello dell'evasione di Renato Curcio dal carcere di Casale, un'evasione rocambolesca stranissima su cui secondo me non si è fatta piena luce, perché Curcio era allora un terrorista, nonostante le Brigate Rosse fossero un po' ai loro inizi, insomma, non avevano ancora compiuto le cose efferatissime che poi successero tra il 77 e l'80 sostanzialmente, il rapimento di Moro in mezzo. Lui era comunque, le Brigate Rosse erano molto pericolose, erano un gruppo terroristico già molto conosciuto alla magistratura e agli inquirenti. Curcio era come dire, un personaggio molto, molto discusso e allora evase grazie alla complicità della compagna e di altri terroristi, se non sbaglio, ma qui vado a memoria, altri brigatisti. E ricordo una cosa incredibile. Noi stavamo giocando, io e alcuni amici, avevamo 7-8 anni, stavamo giocando a pallone, a tirare pallonate contro il retro delle carceri, mentre lui stava evadendo dall'altra parte, quindi a distanza di una trentina di metri. E mi ricordo le sirene che esplosero, ma veramente fu un'esplosione impressionante, e nel giro di un'ora o due elicotteri, macchine della polizia, insomma era successo un vero disastro. E Casale, come dire, che è sempre stata una piazza marginale per la politica, per qualche mese divenne sostanzialmente il posto di cui tutti si volevano occupare in quel momento, insomma i giornalisti, calò, mi ricordo la Rai, tutto l'ambaradan di telecronisti, eccetera, eccetera. E è incredibile pensare che, come dire, un pezzo della storia della Prima Repubblica è passato da qui e io ci ero a pochi metri di distanza. Una cosa molto, molto curiosa e molto intensa, che ricordo con un misto di paura e di fascino in qualche modo, no? Perché sembrava di toccare la storia, me ne rendo conto adesso naturalmente allora.